mettiamo qua, a posto. via, perfetto. Prova Sì, un attimo. a posto, via. Ok. Amici, benvenuti a Senza Skate, l'unico tutorial che vi insegnerà appunto a vivere senza skate. E se uno rimane senza skate magari pensa, e adesso? Adesso e nel futuro aspetta ad andare in pensione. Ed ecco il tema di oggi, come vivere senza pensione. Perché parliamoci chiaro, gli unici qua che tra virgolette non possono lamentarsi. No, sono i pensionati. Infatti è vero, si parla spesso di riforme contro riforme, di tagli, ma innanzitutto, cari pensionati, voi in pensione ci siete andati e chi sì che vi attocca adesso? Sì, perché poi uno pensa ai pensionati e si immagina a una vecchietta tranquilla che fa l'uncinetto. Ma cosa? Questi sono guerrieri ninja che combattono fino all'ultimo per i loro diritti, agguerritissimi. Infatti provate ad andare una mattina qualsiasi alle poste. Un ufficio postale apre alle 8:25. I pensionati sono già fuori in coda dalle 6:30. Ma dico, hai lavorato una vita. Ma ti vuoi fortuna di andare anche in pensione? Non come noi, che non ci andremo neanche mai. E allora, mattina, alzati un po' più tardi, no? Resta a casa. Goditi un po' la vita. Cosa serve andare a mettersi in coda fuori dell'ufficio postale alle 6:30 di mattina? E spesso nel giorno sbagliato. No, signora, lei non doveva venire oggi. No. Lei è Zanetti. Perché oggi che lettera fate? Oggi facciamo la L. Luciana Zanetti, no? Dai, mi dà questa pensione. Si anche in ritardo. Ah, sì? Sì, perché visto che tutti me chiamano Ciana, potevo venire anche ieri qua città. Ecco, vedete, parafrasando il titolo di un famoso film, questo è un paese per vecchi. E nel futuro lo sarà sempre di più, Guarda chi ha fatto degli studi. Nel 2050 saremo tutti più longevi. Vivremo fino ai 130 anni. E in pensione ci andremo a 125. I fioi vivranno a casa con i suoi genitori fino agli 85. E la mamma, pensi di andare finalmente fuori di casa? Ciao mamma, mi ancandaria, ma sì, gambe che non metti in più. Ecco, e quindi quando andate alle poste mettetevela via che 2 ore di coda non ve le toglie nessuno. Prima dentro in ufficio, adesso col Covid in strada. Fuori con pioggia, vento, neve, la situazione diventa spesso insostenibile. Finché un impiegato lungimirante prende l'iniziativa e grida dall'inizio della coda, il primo che deve pagare solo bollettini e conti correnti, venga qui! E tutti... E secondo voi altri, con tutti quelli che dovevano pagare solo bollettini e conti correnti, chi sei che si è presentato per primo a Sporteo, tra l'altro ballando il twister? Eccolo qua, eccolo qua. Voglio ritirare la pensione. No, non pensioni, ho detto bollettini e conti correnti, no pensioni. Congratulazioni, grazie. Ma chi è che ha detto che gli anziani sono esseri deboli e indifesi? Ma non è vero niente, siete abilissimi approfittatori. Hai visto che bravo, i goffregai tutti. Li ho fregati tutti. Voglio ritirare la pensione. Quando sei neanche assordo, il fa finta. Ciò quando serve, tanto chi è che se la prende con un povero vecchio? Mi dica. Voglio ritirare la pensione. La pensione, sì. ce l'ha il numero? No. Un documento? No. Allora come pensa di prenderla sta pensione? Con le mani, no. No, guardi che qui serve un documento di identità. Come? Allora che fa finto di essere sordo adesso. Ancora dopo tanti anni cosa le serve il documento? Questo vuole anche sapere che taglia di mutande che go. Dopo tanti anni chieda al suo collega che mi conosce. Ogni volta che c'è lei mi fa sempre la stessa storia. E ogni volta che lei viene qui un documento non lo porta mai. Allora ti ha visto che ti me conosci. Mi compili questa stampata? Cosa è sta roba? Non l'ho mai fatta io sta roba. Fatta è sempre la solita, è la richiesta di quanti soldi vuole. E non può compilarmela lei? Io? Il suo collega me la compila sempre. Come sempre, ma si è appena detto che non l'ha mai fatta. Oh, non ti sfugge niente, che pesante, mamma mia. Signora, cosa c'è da lamentarsi? Dove devono andare ste veccette che hanno sempre fretta? Ha tanta fretta, sì. È venuta a tirare la pensione di reversibilità. Deve essere stato un santo suo marito. Ascolta, ho fatto 2 ore e mezza di di coda e adesso che tocca a me a godo. Chi è? Era un citofono. Speriamo di non andare benissimo. Eccolo qua. Primo. voglio Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Voglio ritirare la pensione. Cosa che abbiamo saltato? Primo. Primo. Vo
Amici, benvenuti a Senza Skate, il primo tutorial che vi insegna a vivere appunto senza skate, sì, senza skate. Sì, ok. Ok, via.